Buonasera a tutti, BCTV, il tenore di oggi, di 8 di Sant'Andrea, a messa e 20 Kimbe, a scusare proesi, ma esipo in una visita medica, insomma, fissata dai prima e quindi non poteva mancare. Ecco, cominciamo che siccome è castardo, che brincamo la fotografia di Sadie, che non puoi hackere, cominciamo diretto che sul Saravallo. Oggi è dia di sabato, 17 gradi la temperatura minima, massima, 8 gradi la minima. Ripresenta di mezzo coccolata fino a mezzodia, poi coccolata poi sul resto essa di e chini presenza di abba marca che ma al 20%, quindi poca roba più spisanne, ma ne si ga, insomma, ne si può finire solo. Crasa domenica abbiamo cocolato fino alla Salduasa, a Chinaba sempre da Zelena, fino alla Salduasa, poi Selata e resta cocolato su quello fino a sera tardi. Perché 7 gradi minimo, massimo e 9 gradi minimo. Abbiamo purtroppo di cominciare a dire che in toccamento il dedolo, vedo umano che appunto oramai è sicuro, è venuto a mancare il dottor Ciriaco Meloni, ortopedico e chirurgo del Gabale, commesso di Invizia, incarica a clinica universitaria del Sassari. È venuto a mancare noi via Salamiglia, ma tutta la vita e non solo. Abbiamo un punto di riferimento, dese che uno può tanto, in particolare per il pastorio, sono malattie professionali che comportano medico di pazienza, manna e di buona trattenza con il paziente che non reciano assistenza sanitaria e via, ma pure buono sisetto di sanare e di tornare in sesto, insomma, è l'aiata veramente buono e spero a tutti. Ero celiaco, poi io che ti diamo collanne, poi andare all'ambulatorio e non si via che colerne la chiamano una raionatella e io pure ho potuto così e tanto è che mi ha mandato pure a fare una lastra che ha fatto un po' più eresi e non poter fare mai la possibilità di che la mostrare. Veramente uno transito non si vi poteva credere, è una cosa dai, ma poi dopo ci sono giornali, c'è non esarda, Sardegna Live e così via, e tanno non potete essere visti tv a non negare toccamento, a Saida, poi tutto il dolo che tutto canto sono provando per questa tragedia, insomma, per questa mala sorte, per questo disaccatto che nessuno si aspettava. Addio, c'è, soccorresamente per sempre. Finché il morto puro Pipineddu Sella, figlio di Maria Sella, frate di Vittorina, sa sorre Maria Grazia, mi pare Maria Giovanna, è morta quando a Tessi, qualche mese fa. Pipineddu, locale alimentare, che sono collaboratori del BCTV, tutti le nuove che mi arrivano da questa zona, in esa sua, insomma, mi telefona io, mi lei a buscare, voi goi, è successo questo, quando è morto mi chiamano io pure la fotografia del suo manifesto, e mi lei non si via che seppure malaido, e insomma, hai a pacchisetto di sanare, ma vivi questa situazione che in serenità, insomma, ecco, cioè, la viviata come che c'è stato una cosa che poteva succedere. Che suo nipote ha mandato questo codice per contribuire a sei spese al disinterro, ma non funziona. Da questo ho provato a dare il contributo io pure, ma non funziona. Ho messo posto in collegamento, poi andare uno che funziona, che questa è una prepagata, ma non
non collegati insomma. L'interrata essere già l'unis che a salde che mesa in suo camposanto di Anguillara. Condolenze e pazienza alla sua famiglia tutto, resta solo una sorella e un nipote. E poi la parentela che bestia in vizio. Altro toccamento di dono, in Sant'Angelo in Vado, in zona del Pesaro, a 77 anni, l'unico il morto battore Esoro, figlio del zio Pasquale Esoro, che era lo zio che appunto un parente, le cogliato che zia Francisca Bella, frate, battore di Lucia, scusate, frate di Maddalena, a Melchioro, Itria, Giovanni e Lucia, poi mancano no, che due, un frate e una sorella che sono morti, insomma. L'interno è in Sant'Angelo, in Vado, non isco l'orario, ma senza gli schire dopo a aggiungere. Addio Zubatò, io come te vedere la fotografia, come che ti capinda innanzi, dal canata poco noto, come a occasione, e tutti investiamo l'occasione di stare via a Merziolo, e quindi andiamo a dare la scondoglianza da Isse che hanno a tornare a Bidda, ma a Bidda te la die. Bene, andiamo da innanzi, rammentiamo cosa de Saida, Crasa, 9 dell'Antandria, 2025, 20 Kimbe, a Visbizi, da sotto a mezzodì, anche te, si può donare l'usambe, donazione del sangue. Non serve essere un eroe per salvare una vita, basta tendere il braccio, appunto, poi su prelievo l'esame. Si consiglia una piccola colazione senza latticini. Ogni donazione è un gesto di vita, di solidarietà e di speranza. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per chi ne ha bisogno. Quindi tutti i donatori a Sasotto, da Sasotto a mezzodì potete donare sul esame. Bosamento pure che veste questo evento in siniscola, e non beve pure per piccolini, questo praticamente stoie, sabato a schimbe dei ortaidie. Poi bosamento pure che veste la messa di Sant'Antioco, domenica 9, di Sant'Andria a sa 9 e 40 chimbe, in Sacreia del Sumeracolo. Arriviamo a Sisport, arriviamo a Corrasi Junior che gioca a Xabitese, e quindi la Bitese gioca in Oliena Oie. Poi dimos all'Ulese, l'Ulese 1981, gioca a Sastrese, quindi abbastanza chizzo, domenica 9 novembre, che su Sa Dorgalese, a Sa Trese esse stadio dell'Ura. Bene, abbiamo cercato di aggiungere appunto il vaccino antinfluenzale, non si mercoledì, la sazzonica a mezzodì, ma tocca di si prenotare capul di 20 a salire, non ne ha che ne. Bene, andiamo sul giornale, diamo che abbiamo di nuovo, assalto ai furgoni portavalori, Pulighedo si consegna alla polizia, cioè pare che questi surtimo mercoledì ad Orgoso era sfuggito all'esecuzione della misura cautelare, insomma è sconsegnato, evidentemente ha fatto conto suo di convenia Gai. Magia d'inverno, il premio Mont Blanc a 2 eccellenze del San Francesco, di si ispirare le nuvole di danne. La manifestazione parte con i riconoscimenti di Antonio Succu e Ortensia Godi. Si è aperta ieri l'edizione numero 11 di Magie d'inverno, l'iniziativa organizzata ogni anno dall'Associazione Culturale Rosas 1945 eventi, che fino a domenica 9 animerà il centro con diverse iniziative nel centro polifunzionale di Via Roma, rimesso a nuovo dalla stessa associazione. E sin da ieri la manifestazione è entrata nel vivo con la consegna del
premio Mont Blanc, sponsorizzato dalla nota marca di accessori maschili, che punta a valorizzare i sardi che si sono distinti nel promuovere con diversi mezzi espressivi i valori della loro isola. Quest'anno il riconoscimento è andato al medico ginecologo Antonio Onorato Succu, che è ginecologo di Macumele, e all'infermiera Ortensia Goldi. Antonio Onorato Succu, medico ginecologo, classe 1960, già direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mastino di Borsa, dove avviò il primo servizio in Italia pubblico e gratuito di parto indolore, che in anni successivi verrà riconosciuto come livello essenziale di assistenza in tutto il paese. Poi direttore del reparto di ginecologia e di ostetricia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, che rilanciò facendosi approntare le sale parto più belle e più moderne dell'isola. Quindi nel 2009-2010 commissario straordinario della SL di Nuoro, aveva poi il reparto di radiologia, eccetera, eccetera, storia e dimmelo Ortensia Goddi, Ortensia Goddi, Ortensia Goddi dal 1980, infermiera diplomata nel 1983, ottiene il diploma alla scuola per ostetriche dell'Università di Sassari. Da allora fino al 2020 ha svolto con dedizione e competenza la sua attività nel reparto di ostetricia del San Francesco di Nuoro. Con il suo nome, Mont Blanc premia simbolicamente tutte le donne che in silenzio hanno maneggiato la vita e con mani ferme e cuori discreti hanno accompagnato le madri nel momento più fragile e potente della loro esistenza, quello in cui danno alla luce un figlio. Complimenti a Massa Mont Blanc e all'Associazione Rosas. Mastroso senza artigiani, cioè in Nuoro, non vai scortesa aperta, sa che ne Mastroso, 52 punti di storo nel centro storico è polemica. Costa il Tirano, il comune incentivi il ritorno degli artisti a Saine, poi si tratta de Bancarella. Ecco qua, è il mastro d'arte, vai che cattivo. 52 punti di storo per la somministrazione di alimenti e bevande, 24 sfere pubbliche, 28 negli spazi privati. L'edizione 2025 di Mastro del Numero, la tappa cittadina di Autunno in Barbagia, fissata per il 15 e 16 novembre. Si candida a battere ogni record di scompenso nella bilancia tra la presenza di artisti e artigiani e i luoghi nei quali sarà possibile degustare, dai più classici panini con purpuzza ai piatti di ogni genere, dal sapore tipicamente locale, cioè praticamente va punto ristoro fino artigiano. Lo dicono i numeri della Kermesse resi noti sul sito web del comune, partendo dalla presenza degli ambulanti. Infatti saranno 8 gli spazi dedicati alla vendita di torrone, delle caramelle e della frutta secca, 5 quelli previsti per oggetti dell'artigianato locale, 4 quelli destinati alla vendita dei prodotti agroalimentari, 10 hobbisti saranno ospitati al primo piano del centro polifunzionale di Via Roma, hobbisti e mica artigiani. Per poter visitare qualche esposizione, insomma, bisognerà recarsi nelle aree private, 48 in totale, 15 gestite da attività produttive, 13 dalle associazioni, soprattutto del ramo folcloristico, 12 da proprietari privati e 8 da altri hobbisti. Tra questi 37 ospiteranno esposizioni di dimostrazioni, 17 con annessa somministrazione, 28, come detto, in totale dei punti di storo previsti in questi spazi. Tra sedi di cori e gruppi folk, stand su strada, cortili interni, case di proprietà o affittate per l'occasione. Per artisti dai grandi e piccoli nomi, per gli artigiani che possono dimostrare la propria abilità, insomma lo spazio è risicatissimo in una kermesse che anno dopo anno sceglie di dare sempre più respiro allo street food in salsa barbaricina. Cosa ne penso? Il più male possibile, commenta sul tema il pittore Pietro Costa. Io sono stato uno dei creatori della denominazione Mastro in Santo Pedro ed eravamo
una quarantina tra artisti e artigiani a partecipare con le nostre creazioni. Io stesso ho esposto le mie opere per 3-4 anni, poi ho visto che dominavano i paninari e ho scelto di non aprire la mia bottega per protesta. Servirebbe un'azione concreta da parte del comune per incentivare il ritorno degli artisti nel circuito. Meritiamo tutti molta più attenzione. Negli anni la manifestazione ha perso il suo carisma, c'è sicuramente qualcosa da rivedere, aggiunge l'artista artigiano Roberto Tirano. Andrebbe data molta più attenzione al mondo produttivo, anche perché il gusto ben si sposa con la bellezza. Molti non la reputano più neanche una opportunità perché non c'è guadagno, e questo sta succedendo a Nuoro, ma anche negli altri paesi. Gli artisti e gli artigiani potrebbero essere utilizzati come vetrine e non più come cornice con esposizioni e laboratori d'arte. Ben vengano i punti di ristoro dei turisti, ma il comparto va tutelato. Infatti, qui sta succedendo. Questa è una mangiobia in totue. Identità e cultura, nuove frontiere, dall'Einstein, il telescopo all'IA, intelligenza artificiale. La ministra Casellati omaggia grazie alle lei desidera chiamare intelligenza artificiale un algoritmo, cioè una serie di algoritmi, insomma, di sequenza di istruzioni informatica che piccano sul bagaglio che assappano archiviato e che poniamo stotti, insomma, e poi dà una risposta da utilizzarne con soldati che buscano i saretti, insomma, ecco, e i server, ma l'intelligenza non va proprio esattamente nulla, quindi questo timore di intelligenza artificiale serve solo per subato che qualcuno crede davvero che sia intelligenza artificiale, sinché vieta che abbavrisca tutto su chi narra. L'altra dia mi hanno mandato un filmato fatto tramite l'intelligenza artificiale in umbe dimostraiata che Einstein telescopi in un burdo, uno disaccato, insomma, una raiata che entro 40 km non solo che devi andare l'assente, la spessone, ma viene lo spuzzone, tutto, devi sparire tutto, si deve creare sul deserto entro dei 40 km e quindi uno disaccato umano non solo per noi che siamo su Intro, che costa 40 km, ma per tutta la Sardegna. Al che io ho pubblicato torna l'intelligenza artificiale e l'ha interrogata ieri l'intelligenza artificiale. E l'ha fatto narrare sotto sul contrario di su che bit in cui, cioè se ha interrogazione che l'ha fatto io, cioè la intelligenza artificiale mi ha risposto che è un'opportunità per il suo territorio, ma non solo per il suo territorio, per la Sardegna addirittura, oltre che anche a noi pure posare innanzi della Sardegna, opportunità, tanto è schibbaiata a gara in arraiata tra la Germania appunto e sul Belgio che in Sardegna, quindi è una guerra o una opportunità e non solo in arraiata chi crea occupazione, ma che crea un antidoto contro il spopolamento e che la popolazione è sicuramente aumentata. Cioè questo è successo sempre che sia intelligenza artificiale. È chiaro che l'intelligenza artificiale risponde a questa domanda che tu gli hai e ti dà la risposta che tu aspetti, cioè che la risposta che ti dà è in base a questa domanda che gli hai. E dunque in questa maniera a questo complottista ha dimostrato che l'intelligenza artificiale non è sibilla umana, ma manco la sibilla umana possediata la verità, ma è semplicemente un strumento da usare e quindi uno zappo io lo posso usare per fare sorto, ma lo posso usare pure per sfassare la conca a una persona. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale è identicamente la stessa cosa. Politica, Vermentino e Aga Khan. Io, figlio del boom della Gallura. Siamo stati di Tino De Muro, patron Vigne Surrau, Vigne Surrau, sono in questa zona della Zacchena, a ripercorrere le tappe della sua vita, imprenditore come mio padre, da sindaco mi oppose al master plan. E allora io ho avuto occasione di vedere questa tintina che poi basta una sala convegni e non abbiamo presentato sul libro di Pietrino Soggio, cioè è una cosa veramente bene organizzata, complimento al Manzo, per chi è
mantenete un'azienda di questo tipo. Tutti i nostri dati in una maglietta, la sperimentazione ad Alghero. Cioè si tratta di una maglietta a chi legge soldato, cardiaco e così via, insomma l'analisi su zampe. Nasce Wearable City, miglioriamo la qualità della vita, attiriamo professionisti. L'obiettivo è creare capi di abbigliamento in grado di analizzare i parametri medici. È facile fare un elettrocardiogramma? No, basta andare in farmacia, spendere qualche decina di minuti e di euro e in poco tempo si ha un referto completo che un medico esaminerà a distanza. E se invece bastasse indossare una maglietta, in grado quindi di misurare il battito cardiaco e infiniti altri parametri tutto il giorno in qualsiasi condizione. È la domanda a cui vuole provare a rispondere il Comune di Alghero, che ha appena lanciato il progetto Alghero Wearable City. E vabbè, non riuscite a creare Wearable Technology, ossia tecnologia indossabile. Lo sono gli smart watch, certo, l'orologio, certo, ma anche le canottiere che vediamo indosso ai calciatori a fine partita per 90 minuti registrano costantemente dati biovitali che poi saranno utilizzati per analizzare la condizione e la prestazione dell'atleta e progettare un allenamento preciso. Insomma, il progetto punta a trasformare Alghero e la città metropolitana di Sassari in un polo di ricerca per lo sviluppo di capi di abbigliamento smart, magliette ma anche polsiere, come quella presentata a settembre in città dal genetista Francesco Cucca, che sarà utilizzata per studiare la longevità nell'isola e cercare le ragioni. Bene, siamo contenti di questa sperimentazione. Con l'intelligenza artificiale creo ponti tra l'isola e il mondo. L'artista di Orune, Carla Monni, tra i protagonisti in Connessioni Future 2025. La tecnologia non sostituisce la creatività, è uno strumento che aiuta l'arte. Vabbè, insomma, siamo d'accordo, però non demasa, appunto, aspettalo, c'è un punto di incontro in cui mito, identità e tecnologia smettono di essere mondi separati e si incontrano grazie all'intelligenza artificiale. In quel luogo virtuale si trova il lavoro di Carla Monni, artista sarda che sarà tra i protagonisti di Connessioni Future 2025. Racconterà come l'intelligenza artificiale possa diventare strumento creativo e insieme leva imprenditoriale per chi ha idee ma non dispone per forza di budget hollywoodiani. Di cosa parlerà al pubblico di Connessioni Future? Vorrei mostrare che l'intelligenza artificiale può essere un alleato della creatività. Racconterò il mio percorso e i modi alternativi di costruire impresa partendo dall'arte. Monniverse è il suo progetto suo, è un progetto nato dal desiderio di democratizzare lo storytelling, di togliere il monopolio ai grandi colossi come la Disney e istituire la possibilità di creare anche a chi non dispone di risorse economiche enormi. Monniverse l'ho creata con una nuova come una nuova Atlantide digitale ispirata alla Sardegna tra passato e futuro. Come funziona una mostra di Monniverse? Ogni esposizione racconta un diverso regno dell'universo che ho immaginato, ognuno legato ad un aspetto della Sardegna. L'obiettivo è che chiunque, un sardo, un americano o un coreano, possa riconoscervisi. L'estetica è pop, è internazionale, ma dietro c'è la memoria delle leggende sarde. In alcune tappe ho messo a disposizione generazioni di immagini. I bambini potevano creare i propri personaggi, sentirsi parte della storia, un'esperienza immersiva. Sicuramente una cosa molto interessante questa di Carla Carboni. Complimenti a Sayurune, una bella zovana pure, e adesso il vedenne, insomma, si presentata bene.
metta. Appello di Todd, riuniti i ricorsi su Fercia scintille tra gli avvocati. In corte d'appello, udienza lampo, la sentenza attesa tra 2 settimane. Cioè praticamente non è finita la storia. Udienza tecnica in corte d'appello sul ricorso dell'apposente della regione contro la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto l'ordinanza ingiunzione del collegio di garanzia elettorale. Quella ordinanza imponeva anche la decadenza della Presidente e la trasmissione degli atti al Consiglio regionale, in ordine all'adozione del provvedimento di decadenza. Questi ultimi 2 elementi non esistono più, cancellati definitivamente dalla Corte Costituzionale, ma non si può più fare. L'udienza lampo della prima sezione civile, presieduta da Maria Antonietta Secchi, è servita ieri solo a riunificare i ricorsi. Quello della Todd e dei consiglieri del PD viene così unito a quelli dei consiglieri di AVSM 5 Stelle e Orizzonte Comune, tutti concordi nell'opposizione alla sentenza del Tribunale. All'inizio dell'udienza, i legali dell'Alessandra Todd, gli avvocati Giuseppe Macciotta, Primo Siotto, Benedetta, eccetera, eccetera, avevano chiesto che l'avvocato docente universitario Riccardo Fercia, già componente del collegio di garanzia nominato dall'allora presidente del collegio Gemma Cucca e poi dimessosi, venisse estromesso dal processo. Hai capito? È l'unica opposizione che la chiede imboccare. Vabbè. Andiamo da innanzi, viadotti chiuse, scuole e allevamenti, le prime emergenze da affrontare. Basta diverso ponte che sono stato dichiarato non agibile, ma possono mezzo spesante, specialmente, quindi questo crea veramente problema. Il può constare un ponte di questo tipo, non è che biccherete de che dies, insomma, può constare un ponte di questo tipo, biccherete anni. Un altro sì per l'Einstein Telescope nell'isola. Todd e il progetto di Sosenato, candidatura forte. Bernini narra passo decisivo. Via libera dalla conferenza dei servizi preliminare riunita ieri a Cagliari. Via libera alla possibile costruzione dell'Einstein Telescope in Sardegna per entrambe le 2 configurazioni alternative a forma di L e o di triangolo. Il semaforo verde ed è la conferenza dei servizi preliminare sullo studio propedeutico allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica, economica e ambientale del futuro osservatorio di onde gravitazionali, che si è svolta ieri al T-Hotel di Cagliari. La conferenza, promossa dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFIN, e dal Ministero delle Infrastrutture, rappresenta un passaggio fondamentale del percorso di autorizzazione di collaborazione tra Stato, Regione, Comuni ed enti coinvolti nel progetto di prefattibilità per l'Einstein Telescope. Però le scomplotiste sono già in moto e che fa che si un'assemblea in Louvre. La pace a Gaza è un impegno dell'Italia, questo è politica internazionale, io questo numero 3 è sbagliando. Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in 2 diversi incontri. Trump riceve Orban, gatto e la volpe. L'Europa lo rispetti Orban, ma i bianchi Orban in Europa. Cioè, se è contraria, se Europa, basta che si incarna e che sia Russia. Viktor Orban può essere soddisfatto della sua prima visita alla Casa Bianca, dalla rielezione di Donald Trump, in quanto è stato concesso, cioè, il premier ungherese non ha solo incassato l'endorsement del presidente americano, che ha esortato l'Europa a rispettarlo di più, Putin, ma soprattutto ha ottenuto l'esenzione dalle sanzioni USA sul petrolio russo, cioè praticamente ISE. Così che sta consumare petrolio russo e gas russo, e stecchisa Russia. In casa di Orban, il Tikkun vorrebbe anche confermare la propria aspirazione a fare la mediazione nella guerra in Ucraina, per arrivare a una conclusione del conflitto. Se ci fosse un incontro con Putin vorrei si tenesse a Budapest, ha detto Trump, sapendo di fare da mediatore nella guerra in Ucraina, Poteschi, per arrivare ad una conclusione del conflitto. Stati Uniti, 800 voli cancellati per shutdown,
cioè praticamente è stato bloccato per una questione di legge che determina il finanziamento, caos nei centri americani, oltre 800 voli cancellati e migliaia in ritardo a causa dello shutdown e i disagi che hanno riguardato il 4% del traffico aereo potrebbero aumentare la prossima settimana, costringendo a terra fino al 20% delle tratte. Mentre la paralisi del governo americano rischia di ripercuotersi anche in Italia e in Europa, dove nelle basi americane sono a rischio gli stipendi dei lavoratori civili, un accordo non sembra in vista per risolvere l'impasse e riaprire il governo americano. Forti della vittoria elettorale di martedì, i democratici continuano a fare muro e respingere qualsiasi proposta dei repubblicani. Concederò loro un voto su tutto quello che vogliono se riapriamo il governo, ha detto il leader dei conservatori in Senato John Thune. Parole cadute però nel vuoto. I liberal non si fidano delle promesse dei repubblicani e ancora di meno di Donald Trump e chiedono che l'accordo per mettere fine allo shutdown includa da subito l'estensione dei sussidi all'Obamacare, quelli al centro del contenzioso, senza posticiparla a voti successivi, su cui non c'è alcuna certezza. Cioè praticamente Trump ha tagliato il finanziamento a enti assistenziali e o settori insomma in sofferenza dell'America e quindi il democratico narrano o avere storia pro questo gente, così non fanno niente. Mentre le trattative proseguono, i disagi per gli americani aumentano. I senatori dovrebbero essere a Washington e risolvere lo shutdown, ha detto Duffy, ribadendo che la riduzione del traffico è necessaria per mantenere la sicurezza messa a rischio dalla mancanza di fondi per i controllori di volo ed il personale aeroportuale. Le tratte più colpite dalle cancellazioni sono quelle nazionali, mentre i voli internazionali finora non hanno registrato grandi disagi. File di ore ai controlli. Cioè, pensate, per un po' che vi può succedere che sente che a Trump e che a Orban. Decadenza, udienza rinviata e polemiche, così l'abbiamo già visto, risultato delle tonne. Ancora temporali e allerta meteo, nuova allerta meteo in Sardegna per forti temporali. Dopo la giornata di ieri, caratterizzata da violente precipitazioni, vento e grandine, specie in alcune zone dell'isola, come l'Oristanese, dal pomeriggio di oggi e sino alle ore centrali di domani sono previsti ancora temporali ed acquazzoni. Andiamo all'ultima nova estere sanitaria, colonoscopia, 2 anni di attesa. Per una visita al cuore si va a Tiesi. Le code negli ospedali non si riducono. Nuovo cap, tempi lunghi, cioè che le fa sul cap nuovo può incrociare le attese, ma accanto pare che non è una cosa di hacker. Impresse gai, che in questo terminamos il numero di oggi, aumentando dell'umano, possa morte di Ciria Comeloni, veramente trassito, questa cosa su Manzano Chizzo è arrivata questa nuova, veramente incredibile, guarda, no. Ponemos a sigla trancatura, esa musichella, poi che sul microfono si fa che una buono e quindi andiamo da innanzi. Salutiamo a Ciriaco 2, a Daniele Fresi, Torino Fedez, che sono ascoltando il tenore dei visti TV. A me il video e di abbonare tutto dai visti TV. Adioso e mezzo a classe.